Ciao a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio, alla rubrica La partita della settimana. Come ogni settimana ci proiettiamo un po' indietro nel tempo. Oggi andiamo veramente ormai tanto indietro nel tempo, andiamo al 17 novembre del 1991, quando si giocò Atalanta-Fiorentina, come in questo fine settimana. Atalanta-Fiorentina, 17 novembre 1991, giornata dopo la sosta per le nazionali. L'Atalanta allenata da Bruno Giorgi, che è anche un ex, e la Fiorentina allenata da Gigi Radice, che ha sostituito da qualche settimana il brasiliano Lazzaroni, che era stato esonerato. Vince l'Atalanta 1-0, segna Caniggia al 42esimo. È una partita tra squadre che puntano a una salvezza tranquilla, ma che sotto sotto sperano di poter, soprattutto la Fiorentina, di poter agganciare un posto in Coppa UEFA. Non sarà così né per una né per l'altra, perché l'Atalanta alla fine del campionato arriverà decima con 34 punti, la Fiorentina un pochino più sotto, 12esima con 32. In realtà una salvezza tranquilla, due squadre mai realmente risucchiate nella lotta per non retrocedere, ma onestamente mai neanche veramente in lotta per la Coppa UEFA. Vi faccio vedere il guerriero sportivo di quella partita, di quel giorno. Non c'è il gol di Caniggia nelle foto, ci sono solo delle azioni. Guardate anche le maglie, questa maglia della Fiorentina bianca ma con tanto viola. In realtà a me fa sorridere un po' che oggi, che le televisioni, che siamo col 4K, se una squadra non è tutta scura o tutta chiara non si può giocare. In quest'epoca qui, quando c'era il televisore a colori che però si vedeva male, o c'era il televisore in bianco e nero, giocavano anche squadre scure con squadre mezze scure e andava bene lo stesso. I palloni erano bianchi e non gialli e si vedevano. Vabbè, traete voi le conclusioni. Faccio vedere l'album con le due rose, diciamo così. Questa è l'Atalanta 91-92 con tutti i giocatori, e ora vi faccio vedere anche la Fiorentina. Eccola. E questa settimana vedremo come finirà Atalanta-Fiorentina. Sono cambiati i tempi, è cambiato anche lo stadio, bel gioiellino devo dire, lo stadio di Bergamo, dove giocherà anche la nazionale a marzo. Speriamo, anzi no, ci giocheremo sicuramente per la semifinale con l'Irlanda del Nord, e speriamo di arrivare ai mondiali. Questa è la rubrica La partita della settimana. Vi ho portato Atalanta-Fiorentina. Ogni settimana analizziamo una partita che si gioca nel fine settimana di campionato, portandone una che si è giocata in passato. Oggi siamo andati a Bergamo nel 91-92. La settimana prossima dove andremo io lo so, voi ancora no, però se mi seguirete lo scoprirete anche voi.